un bel derby, adesso se lo deve godere la città, la società, i ragazzi. Io ho testa già a queste 9 finali, perché abbiamo altre 9 gare che sono vitali per noi, lo sappiamo. Abbiamo passato, cioè per me è importante la classifica. È normale che oggi, e l'avete avvertito nella conferenza pre-gara, c'era anche la responsabilità nei confronti di una città, perché oltre alla classifica, responsabilità verso la città per la classifica, verso la società, e poi un derby ti porta anche delle responsabilità. Dare delle soddisfazioni a questa città che ha avuto tanta pazienza come la società e i ragazzi nei miei confronti, per me mi inorgoglisce, però ho già testa a Gubbio, insomma, perché ci aspetta un'altra battaglia. Abbiamo 9 gare, dobbiamo vedere questo percorso. Cosa fondamentale è che si continua su questa compattezza di squadra, si continua a divertirci anche insieme, perché oggi ci divertiamo a stare a lavorare insieme, ad allenarci insieme. Credetemi, un gruppo di ragazzi che si fa fatica a lasciare fuori, ma in panchina esultano come se fossero dei protagonisti in campo. Quindi questo ti porta a non avere mai dubbi su chi metti, chi non metti, perché sai che chi gioca sta lì, insomma, a battagliare. Io sono uscito, ho detto grazie perché siamo famiglia. Qui io mi sento davvero, mi sono sentito protetto non solo dalla società che in alcuni momenti mi ha protetto dalla squadra, protetto dalla città. Intorno a me ho visto sempre tanta fiducia, io la devo ripagare. E quindi questo è frutto di programmazione, è frutto di un ambiente che ha fame, un ambiente maturo, che apprezza determinati lati, soprattutto umani, degli uomini. Quindi quello è quello che a me piace trasferire. E poi il resto è lavoro, devo mettere tanto lavoro in campo, devo trasferire tante cose, insieme a un gruppo di lavoro, uno staff fantastico di giovani che mi supportano e lavorano, hanno ognuno il loro compito e lo svolgono nel miglior modo possibile. Quindi questo è il segreto che oggi, ma l'ho detto l'altra volta quando ho visto i tifosi ieri al campo, all'allenamento, vedere quell'unione, si sente, l'avverto, mi sento in un abbraccio, quindi passeggiare la sera dentro Olbia a me mi fa sentire un po' a casa, ecco, anche perché vengo da un paese di mare, quindi non lo so, ho avvertito da subito determinate cose. Un derby nel momento giusto. Con 2 gol di Daniele Ragazzu, e spero che Daniele Ragazzu domani, meritatamente e per cose che credo che sia giusto fare, 2 pagine di giornali enormi per Daniele Ragazzu. Domani è il caso di fare 2 pagine di giornali enormi per Daniele Ragazzu. Ci credo, cioè vorrei questo, non voglio, vorrei questo. Mi piacerebbe vedere verso un fuoriclasse, verso un ragazzo fantastico. Ecco, domani merita 2 pagine di giornali e che tutta Italia legge queste 2 pagine di giornali. Sono mesi che giochiamo un certo calcio. Ci può stare qualche prestazione come la Fermana, però veniamo da mesi che stiamo costruendo una nostra identità, che non è semplice cambiare mentalità su un percorso importante già stato fatto. Quindi oggi si deve andare su questa strada. Oggi loro sanno sistemare, entrare in campo, siamo un tutt'uno, ecco. E quindi forse abbiamo pagato dazio di alcune cose, alcune situazioni, ma non torno indietro, me ne sono assunto delle responsabilità. Oggi ho altre responsabilità, far migliorare questa squadra, continuare, non far perdere questa fame che è giusto. È capitato un episodio anche bellissimo oggi, Martin sull'infortunio di Esposito, perché doveva giocare Esposito, Van der Vaart. Vado nel riscaldamento e gli dico: adesso è il momento che ti riprendi la scena. Si è ripreso la scena, quindi sono felice davvero per lui, perché l'ho visto in alcuni momenti dopo quell'episodio che magari sbaglia l'attaccante e nessuno dice niente, quando sbaglia il portiere si fa presto ad andare a striscia la notizia. E quindi oggi Martin ha fatto 2 interventi spettacolari e quindi è giusto, si è ripreso la scena, ma la vita ridà sempre tutto, l'importante è saper assorbire nei momenti no, stare lì. Io ho sempre faccio sempre così, non rispondo nei momenti no perché mi assumo le responsabilità e cerco di dimostrare e prendersi la scena quando è il momento che la scena se la prendono i ragazzi, se la prende la città, se la prende la società. Io devo stare con la testa già al Gubbio, vi assicuro che ci sono, perché per chi mi conosce già sa che stasera sono lì a lavorare su questo.
una sconfitta nel derby che sicuramente brucia, anche guardando la classifica. Ancora una volta avete dato in vantaggio, oggi avete tutte all'ultimo istante, perché alle due di Scappini e di Achité si è aggiunta anche quella di Lisai, che purtroppo insomma ha dato la propria disponibilità, però ha giocato come la scorsa settimana lo ha fatto Lora, ha giocato con vomito e diarrea. Venuta nella nottata, però questo non deve andare a essere una scusa sulle motivazioni della sconfitta. È chiaro che avere delle armi in più da poter utilizzare, da poter sfruttare, di sicuro avrebbe agevolato il lavoro della squadra, questo senza ombra di dubbio. Guardando anche alla ripresa, paradossalmente siete stati anche in gestione per un periodo del secondo tempo, avete creato diverse occasioni, soprattutto con Moregbe, sono arrivate due buone parate di Van der Mant. Ok, le difficoltà, però forse potevate dare anche qualcosina in più nel secondo tempo per pareggiarla? Ma è quello che potevamo mettere in campo, quello che potevamo fare, l'abbiamo fatto. È chiaro che potevi fare qualcosina in più, soprattutto con la spinta degli esterni. Siamo arrivati con poca qualità negli ultimi 20-25 metri esternamente, che ci poteva permettere poi dopo di andare magari anche con un pochettino più di efficacia dentro. Questo purtroppo è successo, però ai ragazzi si fa fatica a rimproverare qualcosa oggi. Hai perso la partita, facciamo i complimenti ai nostri avversari, però io ho veramente difficoltà a rimproverare qualcosa alla mia squadra. Quello che potevano dare con ragazzi che hanno fatto 4-5 allenamenti e basta dopo che sono rientrati dagli infortuni, era obiettivamente difficile chiedere tanto di più. Ecco, provando a rimproverare qualcosa alla squadra, sono arrivati due gol, su due traversoni dove le letture non sono state delle migliori. Nel finale di ragazzo è una costante questa disattenzione difensiva che sta un po' ripetendo come errori, se li andiamo ad analizzare, io non so se il terzo gol fosse in fuorigioco o meno. È chiaro che se tu prendi gol da una punizione, da una palla ferma a 45 metri, è chiaro che ci sono delle disattenzioni, è ovvio. Il secondo sono stati bravi, l'unica ingenuità che abbiamo commesso è stato un fallo evitabilissimo all'altezza della panchina avversaria. Il primo sinceramente potevamo fare meglio, soprattutto sulla palla che poi dopo ha messo dentro Arboleda. Eravamo schierati bene, abbiamo beccato una palla sopra leggibilissima, da lì è venuto il cross per il ragazzo che è stato bravo a finalizzare. Però in tutte le situazioni comunque qualcosina poteva essere fatto meglio, senza nulla togliere ai meriti dei nostri avversari che hanno finalizzato le occasioni da gol. Forse il problema è che non spaventa a voi. Io ve l'ho detto dal 2 di gennaio quando sono arrivato. Andate a vedere quello che ho detto. Se non spaventa a voi è un problema vostro. Io vi ho detto che noi bisogna avere molta paura di questa classifica il 2 di gennaio. Fino a che non avremo 42 punti continuerò a ripetervelo. So che è presto, però c'è il modo di recuperare qualcuno. E chi c'era di scorta? Chi? Dimmeli. Dai, Sorgente non gioca neanche a Montevarchi e gli voglio bene come ragazzo, No, però ok? come quantità. Ma è arrivato Bob, se no non sarebbe arrivato. Lupi era un'altra situazione, cioè ora ragazzi, se no a noi non ci servivano giocatori a livello numerico, ok? A livello numerico, se no prendi i ragazzini della primavera. O alzavi la qualità di quelli che avevi, o se no potevi tenere quelli che avevamo. E sono stato chiaro fin dal primo giorno, come il discorso della classifica, uguale. Sono lineare, no? Non è che faccio up and down, no? State tranquilli. Mi sta anche cosa le piaciuto.
partita, un derby con una cornice di pubblico importante, due squadre che hanno provato a superarsi. Devo dire la verità, ma aspettavo anche dell'agonismo in più, sono stati anche troppo bravi, tutti e 22 in campo, insomma, mi aspettavo anche una partita un pelino più cattiva. Invece sono sempre stati, sportivamente parlando, molto, molto corretti, molto leali da ambo le parti. Voglio salvare questo, è chiaro che sono più contenti i nostri avversari, purtroppo non posso salvare il risultato, ma dal punto di vista volitivo e di partecipazione emotiva io alla squadra non posso assolutamente, mi ripeto, ma non posso assolutamente rimproverare niente. No, l'Isai avrebbe giocato dall'inizio, ho messo Gianola, avrebbero giocato Diakité, Saporiti, l'Isai, e quando si è fatto male abbiamo fatto una valutazione fra mettere fin dal... Abbiamo fatto una valutazione fra inserire Gianola, che stava facendo il riscaldamento perché sarebbe stato il sostituto di Risai nel caso in cui non ce l'avesse fatta, oppure mettere dentro, io lo chiamo Bob perché è più semplice, mettere dentro Bob. Dall'inizio la valutazione è stata: se dobbiamo cambiare qualcosa a partita in corso, che alternative poi abbiamo avendo fuori tutti gli altri attaccanti, quanto ha per il suo modo di giocare, per la sua situazione fisica, quanto ne ha Bob da poter spendere. In queste valutazioni qui abbiamo scelto di partire con Gianola e poterci giocare a gara in corso l'arma di Bob. Prego, posto, grazie. Dimmi. Capisco la frase quando dice che dovrebbe spaventare noi la classifica, cioè fondamentalmente a noi ci cambia zero, no? Fondamentalmente come giornalisti. E nel senso, no, Sì, ha voglia, certo. Nel senso, la domanda è come influenza la squadra, non è possibile che influenza solo i giornalisti quando la classifica, no. Ha un ritorno anche per il gruppo, no? Il gruppo è consapevole di questo, cioè non è, è l'esterno che non avverte il pericolo della classifica. Noi abbiamo vinto una partita contro la prima, a Montevarchi, contro il San Donato, mi hai detto ma possiamo arrivare ai playoff? Io vi ho detto ragazzi, bene, ok, non sei solamente te, ok? Quindi non è solamente una risposta diretta a te, persona fisica, è per l'ambiente. Ok, quindi nel nostro contesto sì che dobbiamo avere paura, non è il contesto spogliatoio, perché la squadra è ben consapevole la squadra è ben consapevole della classifica. Io quando vi dico che è troppo importante per la proprietà, per la città, mantenere la categoria, quando io ho parlato di mantenere la categoria appena sono arrivato, e mi guardavate storto, pensavate ai playoff, e io vi ho detto questa è una squadra che si salverà all'ultima giornata, il 2 di gennaio ve l'ho detto, e continuo a ripeterlo perché date alla mano, classifica alla mano, purtroppo non vengo smentito. Il problema qual è il mister? Che lei è arrivato proprio per non soffrire così, perché altrimenti c'è un allenatore che stava andando e quello è da quel momento. Allora non la devi fare a me questa domanda. Ah, ok, perfetto. Posto. È la risposta che cercavo da qualche settimana. Oggi c'è stato un ambiente bellissimo da giocare da tutte e due le parti, da Sassari e da Olbia, un derby maschio dove c'è stato rispetto in campo, fuori dal campo. Questa è la Sardegna, quindi noi siamo orgogliosi di vincere una partita del genere perché ci dà sempre 3 punti, ma sono 3 punti nella nostra testa, ci rilancia per affrontare la prossima partita in una maniera totalmente diversa rispetto a 2 mesi fa. Pubblico bellissimo. Sicuramente mancava un po' di gente, però sappiamo che ci sono delle restrizioni, c'è qualche limite, qualche problema con i tifosi della Torres che non sono venuti. A noi piace vedere così, la gente che si diverte fuori dal campo, viene a tifare, campanile, tutto quello che c'è fuori fa bene allo sport perché sono 3 squadre professionistiche in Sardegna. Speriamo che dall'anno prossimo ci siano ancora di più perché i derby fanno bene al calcio, fanno bene alla nostra isola, che ci porta in Italia a far vedere quello che veramente valiamo. Ci sono
tante società importanti, tanti giocatori che possono fare strada in questo ambiente qua. Per noi il pubblico è importante. Noi quest'anno abbiamo ritrovato la nostra curva, che per noi è ossigeno, in casa, fuori casa, per noi è devastante, perché ci danno una carica, sono vicini a noi in tutti i momenti. Questo campionato ci sono stati momenti veramente difficili dove siamo stati contestati, siamo ancora lì nelle sabbie mobili, però siamo vivi più che mai e solo con l'aiuto loro e col lavoro di tutti i componenti dell'Olbia Calcio possiamo fare ancora meglio. Sì, la cosa più importante è che porta 3 punti, perché come abbiamo detto è un derby che per la città conta molto e infatti lo avevamo a cuore, ma allo stesso tempo portava 3 punti che per noi insomma sono fondamentali, come lo saranno di qui alla fine. Siamo contenti, ci voleva, sono quelle partite che ti possono svoltare una stagione in positivo o in negativo e noi dobbiamo essere bravi a chiudere questo capitolo qua. Siamo stati bravi, abbiamo preso 3 punti, ma non ci fermiamo qua, insomma, non pensiamo già a Gubbio da domani. Per noi era fondamentale, come ti ho già detto, ogni partita, tutti i 3 punti che portano, insomma, per noi sono oro. E è chiaro che riducendosi così, diciamo che ci dà ancora più carica per affrontare ogni domenica veramente con una grinta importante la partita. Ci speriamo, lo vogliamo qui, no? Insomma, ti toglie delle responsabilità dal gioco e deve essere bravo a essere al suo livello di pensiero, che è la cosa più difficile. Il resto basta sfruttare la sua qualità, però ha un livello di gioco talmente alto che devi pensare come lui, una volta fatto c'è a divertirsi, insomma. Il bello, diciamo, che c'è tutto dentro questo 3-1, la forza delle reazioni che abbiamo avuto, il fatto che siamo riusciti comunque a gestire secondo me benissimo, perché non abbiamo concesso praticamente nulla verso la fine, se non qualche tiro che comunque non impensieriva, e siamo stati quadrati secondo me ed va bene così. Alessandro Masia, 2 splendidi gol e 3 punti importantissimi nella corsa a salvezza della posizione. Assolutamente, 3 punti fondamentali in ottica salvezza. Siamo felicissimi, in settimana l'avevamo detto, gli scontri diretti sono fondamentali, quindi questo è uno dei tanti e in casa siamo riusciti a vincere, a portarci a casa i 3 punti e siamo contentissimi veramente. Avete rischiato
Ma guarda, quest'anno ce lo siamo detti tante volte, è un campionato molto complicato. Sembra una frase fatta, ogni anno si dice che è complicato, ma quest'anno è veramente difficile, proprio tante squadre in pochi punti, quindi sapevamo che all'inizio sarebbe stata difficile, loro sono un'ottima squadra. Sì, all'inizio abbiamo un po' sofferto, però siamo riusciti a reggere, poi sì, abbiamo trovato il gol, niente, poi siamo riusciti a reggere e a farne un altro ulteriormente, quindi ce la meritiamo tutta. Parliamo dei due gol, un bellissimo mancino a incrociare che è finito 7-7, l'altro d'esterno sinistro sempre sulla sponda di Aloia. Qual è il più bello, qual è il più difficile e se le due cose coincidono? Diciamo che sono stati due gol completamente diversi, il primo ho chiuso gli occhi, no sto scherzando, però è scesa bene, sono riuscito a prenderla bene e niente, si è insaccata. Il secondo ho fatto un grande scambio con Ale, che con Ale Aloia abbiamo una grandissima intesa, mi ha dato una grande palla, entrambi gli assi sono suoi tra l'altro, quindi li devo tanto e niente, oggi è andata molto bene, sono contento così. Ultima battuta e ti lascio, come prosegue il campionato dell'Atletico Uri? Quest'oggi avete messo un mattone importante nella corsa salvezza, ma chiaramente, visto che il campionato è ancora giovane, non decisivo. Allora il campionato prosegue come stiamo facendo, nel senso che stiamo affrontando un grande periodo. Ci siamo soffermati a Cassino su un campo particolare, una buona squadra, loro anche siamo stati anche sfortunati su qualche episodio. Questa partita abbiamo ripreso il cammino. Niente, continuiamo a pedalare testa bassa perché è ancora lunga. Come ho detto prima, il campionato è complicato, quindi giornata dopo giornata si conquista la salvezza e noi dobbiamo continuare così, ragionare piano piano, lavorare in settimana, essere veramente cattivi in tutto quello che facciamo e avere la testa sempre sul campo. Quindi niente, continuiamo così e basta, non ci sono altre parole. Un esordio migliore, come dici tu Renzo, non poteva andare che nel migliore dei modi. Poi soprattutto in un campo del genere, in una battaglia, in un campo al limite della praticabilità, dove finalmente abbiamo ottenuto quei punti che speravamo di dare continuità e non ci riuscivamo. Invece adesso piano piano stiamo uscendo fuori alla grande. Pioveva, che il campo era fangoso, in erba, brutto, e quindi dovevamo fare solo quel tipo di partita. E penso che poi anche Maurizio ci ha messo anche del suo in alcuni interventi importanti, però poi alla fine siamo riusciti a ottenere questi 3 punti, che era la cosa fondamentale. È stata una partita sofferta, soprattutto poi perché l'Aprile aveva pareggiato, invece poi siamo stati bravi che penso neanche un minuto ci siamo riportati sul 2-1 fino a portarla poi a conclusione. Ma non l'impegno perché noi l'impegno ce lo mettiamo sempre. E l'approccio della partita di nuovo non è stato dei migliori come a Tivoli e questo è solo esclusivamente colpa mia, perché io sono allenatore, mi prendo tutte le responsabilità di questa sconfitta, ma è una sconfitta brutta. Penso che sia la sconfitta più brutta da quando sono qui ad Arzachena. E mi prendo le responsabilità, però mi dà anche una carica interiore per poter già da martedì lavorare per riprenderci i punti che abbiamo perso oggi. La Vista Artena non ha fatto nulla di particolare, come ho già detto è andata in vantaggio nei primi 15 minuti come poi a Tivoli, e l'approccio va cambiato, ma sta a me cambiare queste cose qua. E io sono l'allenatore, mi prendo le responsabilità. Quando dico che i miei ragazzi giocano alla grande l'ho sempre detto, ma oggi veramente sono dispiaciuto, ma non per l'impegno, ma per come abbiamo affrontato questa partita e sul piano tecnico-tattico. Innanzitutto penso che sia un punto positivo perché è figlio di una prestazione buona, comunque ricca di contenuti, per cui anche il bottino l'entità del bottino va rianalizzata anche in funzione di come si arriva poi al risultato. Per cui il primo aspetto da sottolineare è che la prestazione è stata una prestazione giusta, solida, compatta, di una squadra presente in campo che ha cercato di fare la partita dal primo all'ultimo minuto. Effettivamente è mancato solo il gol, su quello
potevamo essere bravi a gestire meglio qualche situazione sporca capitata negli ultimi 25 metri e poi potevamo essere maggiormente bravi a cercare di fare quello che erano un po' gli intenti iniziali della gara, cioè mettere qualche palla laterale dentro con maggiore frequenza, anche perché sapevamo che era una situazione che loro soffrivano particolarmente. Però la squadra, soprattutto nella costruzione della manovra, ha palleggiato bene, l'ha fatto con personalità, con pulizia. A volte ci siamo fatti trascinare, specie nel primo tempo, da un po' di fretta nell'arrivare in avanti senza aver preparato prima la copertura del campo, però sono dettagli che poi i ragazzi sono stati bravi anche a correggere nel corso della partita. Per cui va bene così, è un punto positivo perché è figlio di una prestazione, poi si cerca sempre di vincere, si vuole sempre vincere, però bisogna anche tener conto di quelle che sono le difficoltà della gara e degli avversari, le problematiche che gli avversari ti pongono. Però ecco dai, oggi le note positive sono anche il recupero di alcuni giocatori che erano da tempo fuori, adesso aspettiamo di recuperare tutti, in maniera tale anche da poter mettere tutti i giocatori nelle migliori possibilità di far bene, perché poi da gennaio molti giocatori sono anche dovuti adattare, tra virgolette, a svolgere dei compiti non propriamente consoni alle loro qualità, alle loro caratteristiche, per cercare comunque di gestire un momento di difficoltà. Ci tengo anche a dire che secondo me, a parte la partita con l'Inter, che è stata una partita che non abbiamo giocato secondo quelle che erano probabilmente le nostre aspettative, le altre partite, pur avendo portato delle sconfitte, sono state le partite interpretate correttamente, che ci possono dare qualcosa anche in prospettiva, pur non avendoci dato punti, per cui dobbiamo continuare il nostro percorso con tranquillità, guardare solo a noi e affrontare, come dico sempre, partita dopo partita, ma perché questa è la realtà di questo campionato, che è estremamente equilibrato. Poi alla fine vediamo dove riusciamo ad arrivare.